Buonasera, ben ritrovati a Primus Inter Pares, puntata speciale, lo dico solito, andiamo in onda al mercoledì, questa sera andiamo in onda al giovedì perché abbiamo il Presidente o il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Grazie. È meglio Governatore o Presidente? Guardi, ognuno può Governatore fare... Io dico, sa cosa rispondo di solito? Sì. Luca. Luca, questo Ma i cittadini mi chiamano tutti Luca. Ma come mai il Governatore invece che Presidente della Regione? C'è un motivo, io penso, immagino, che è quello anche, io lo vedo a livello internazionale, quello della traduzione, no? The President è una roba, The Governor è un'altra. Penso che anche si mutui molto questa esperienza. Poi noi italiani pensiamo che il governo sia qualcosa che qualifica di più l'attività del Presidente. Forse il Governatore perché comunque noi abbiamo ambizioni. Assolutamente. No? Dunque è meglio così per chiamarlo Governatore, quando la vedo è meglio Governatore che Presidente, tanto per rendermi conto. Luca va bene, poi Governatore Luca o Presidente? Ma le nostre ambizioni sono quelle di portare più autonomia a questa regione. Penso che quindi la qualifica di Governatore dia un'idea anche di un processo culturale che noi stiamo affrontando. Siccome il Governatore poi è sempre presente alle trasmissioni, cercheremo di rendere anche questa trasmissione un po' vivace, un po' inconsueta rispetto a tante altre, va bene? E noi siamo andati a conoscere chi è il Governatore Luca Zaia, magari tanti non se lo ricordano. Abbiamo preparato una scheda, andiamo a vedere questa scheda. Grazie. Luca Zaia, esponente politico della Lega Nord, 48 anni di età, è nato a Conegliano Veneto in provincia di Treviso il 27 marzo 1968. È sposato con Raffaella Monti dal 1998, figlio di Giuseppe, meccanico, e di mamma Carmela. Si è laureato nel 1993 a Udine in scienza della produzione animale, ma è anche enologo, diplomato all'Istituto Cerletti di Conegliano, la più antica scuola enologica d'Europa. Prima della politica, Luca Zaia ha fatto vari lavori per mantenersi, da cameriere a uomo delle pulizie, operaio, istruttore di equitazione e anche PR in una discoteca. Il 13 aprile 2010 è stato eletto presidente della regione del Veneto, viene riconfermato nel 2015 con il 50,08% dei consensi. Dal 2008 al 2010 è stato ministro dell'agricoltura nel quarto governo Berlusconi. Tra il giugno del 1998 e l'aprile del 2005 è stato presidente della provincia di Treviso, risultando con l'età di 30 anni appena compiuti il più giovane presidente di provincia d'Italia. Dal 2005 al 2008 è stato anche vicepresidente della regione del Veneto. Nel 2007 la polizia stradale lo ha pizzicato a 190 all'ora sull'autostrada A27 nel tratto tra Treviso e Venezia. Si trattava di un'emergenza, una tromba d'aria, e doveva essere in regione. Ha pagato comunque i 407 euro di multa ed è rimasto senza patente per un mese. Nel 2006 ha salvato la vita a un cittadino albanese, lo ha estratto da un'auto in fiamme. Luca Zaia è un uomo sportivo, corre a piedi, in mountain bike, è un amante del mare, ma le vere passioni del cuore sono i cavalli, la terra e il territorio veneto. Scheda curata da Tullio Trivelato, si rivede, ha fatto tante cose che io non conoscevo. No, a me ha fatto piacere vedere questa scheda. Dico anche, oltre a ringraziare, che c'è un'aggiunta che io posso fare. A me è stata ritirata la patente per una velocità di 196 all'ora. E dico anche che ringrazio chi me l'ha ritirata questa patente, ma non lo faccio per scopi, perché mi sono reso conto della velocità. Era un periodo della mia vita, cioè di frenesia, di corse. Ovviamente ero in autostrada, ero sulla 27, ero vicino a casa, tra il Corsie, un'autostrada che chi la conosce, zona Conegliano. Non sono alibi però. No, nel senso che qualcuno non pensi che correvo per le strade normali a 196 all'ora. Non ho contestato niente, ho pagato la multa come fanno tutti i cittadini, però volevo dire una roba. Siccome mi sono reso conto che il messaggio da dare ai giovani è un altro messaggio, non quello della velocità, non ho voluto fare il corso di recupero dei punti. Potevo farlo e ho chiesto di poter rifare la patente e non lo sapevo, non si può rifare la patente. Se tu non hai esaurito i punti, la patente non la puoi comunque rifare per avere tutti i punti. Allora ho fatto una scelta, ho detto buttate via la mia patente B, faccio quella del camion, la C. Quindi io adesso ho la patente C. Ma è stato l'unico sistema per riuscire ad andare a fare gli esami. Ma Governatore, era un altro episodio rispetto a quello che abbiamo... No, è quello lì. Ah, è quello lì allora. Quindi per poter dare sto segnale ai ragazzi, ho sbagliato, è giusto che mi autopunisco.
addirittura rifacendo la patente, non potendo rifare la B, mi sono fatto quella del camion, quindi oggi ho la patente C, anzi C e per essere preciso. Però Luca ha fatto di tutto, dal cameriere ha fatto tanti al PR che in discoteca. Sì, forse varrebbe la pena di dire che molte di quelle attività, cameriere, bracciante, eccetera, dopo ho fatto anche altre attività e le ho fatte con una laurea in tasca, lo dico, no? Perché qualcuno pensa che quando tu hai la laurea devi fare solo attività di alto livello, si inizia sempre da terra. Se io chiedessi a lei che attività ha fatto per prima, sicuramente non sarebbe stato il direttore di una rete televisiva, ma è la storia di tutti noi, no? Certo. Volevo dire, preferisci un vino? Un tipo di vino che preferisci prima di iniziare? Questa è una domanda che il Presidente, anzi il Governatore della regione più produttiva d'Italia, 10 milioni di ettolitri, 32% dell'export nazionale lo fa il Veneto, non bisogna mai fare. Vabbè, noi la facciamo allora. Perché noi abbiamo tantissimi vini e sono tutti buoni. Assolutamente, pensavo che uno fosse il preferito. Poi ce l'ha, non me lo vuole dire. In realtà no, perché poi abbiamo dei grandi vini. Io vengo dalla terra del Prosecco, per dire, no? La più grande DOC del mondo, 500 miliardi di bottiglie. Però non possiamo dimenticare il Valpolicella, l'Amarone, che è un grande biglietto da visita mondiale. Assolutamente. Ma per ricordare che so il Torquato di Breganze, i fiori d'arancio, quindi la zona dei Colli Ugani, ne potrei... Non lo vuole dire, ma io so che lei ce l'ha, ma non me lo dirà mai. Allora, cominciamo a fare invece un ragionamento più concreto e iniziamo a parlare dell'autonomia. Andiamo a vedere prima il servizio, poi Renzi ha anche risposto in questi giorni ovviamente a questa idea del governatore del Veneto e di tanti altri del nord Italia. Andiamo a vederlo. Il referendum sull'autonomia del Veneto si farà. A un mese e mezzo dalla firma della lettera ufficiale con la quale si era avviato il negoziato con il governo, è in arrivo in questi giorni la risposta positiva da Roma. Ad anticiparlo Gian Claudio Bressa, sottosegretario agli affari regionali. I veneti potranno dunque esprimersi su un quesito che indicativamente potrebbe essere questo: vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? In pratica si fa riferimento all'articolo 116 della Costituzione, che parla di regioni a statuto speciale, ma che dice anche ulteriori forme e condizioni di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi dell'articolo 119. Tutto bene? Allora, qualche ostacolo non manca. Il governo dice sì, ma pone anche delle condizioni e si capisce che non sarà una strada tutta in discesa, partendo dallo stesso quesito, i cui contenuti i promotori vorrebbero ampliare, e poi la data della consultazione, che non viene ancora indicata e che si vorrebbe far coincidere con quella del referendum di ottobre sulla riforma costituzionale, ma l'election day per Roma è improbabile. I quesiti presenterebbero aspetti contrastanti tra loro. Se così fosse, la Regione dovrà stabilire la data, ma anche potrebbe doversi accollare i costi per il referendum. Ma la partita comunque è ancora tutta da giocare e sembra esserci una volontà di dialogo anche da parte del governo. L'occasione comunque è importante per un referendum, come specificato dai promotori, che non avrà una connotazione politica, ma che sarà una possibilità vera per i veneti di esprimersi su temi fondamentali per il futuro di tutti. Ecco, ci abbiamo visto Luca Zaia, allora sarà una bella battaglia questa, con un impegno da parte della Regione, però con il governo che insomma mette i bastoni tra le ruote, se è giusto usare questo termine. Guarda, mi lasci dire se posso, no? Siccome la dichiarazione c'era sui giornali stamattina, la dichiarazione di ieri sera di Renzi, io voglio dire proprio cosa penso, cioè che il Presidente del Consiglio, nella sua veste ufficiale, dica non esiste dare l'autonomia al Veneto, vuol dire, e io mi appello anche a Mattarella, che forse qualcuno gli dovrebbe spiegare che la Costituzione, che lui fra l'altro sta modificando, non prevede l'impossibilità di aggiungere la parola Veneto oltre a Trento, Bolzano e così via. Per cui lui dice una cosa non vera, cioè l'autonomia al Veneto si può concedere modificando la Costituzione. Però cos'è che fanno i veneti? I veneti vanno a fare un referendum che Renzi non voleva, ricordiamolo fino in fondo, che Renzi non voleva, e tant'è vero che è stato impugnato avanti la Corte Costituzionale da Renzi questo referendum, questa legge referendaria, e la Corte, non il circolo della briscola, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi, non a Renzi. Quindi adesso di tutte queste sceneggiate che vengono fatte, no, il Veneto non può, noi andiamo a referendum, non è una gentile concessione. Certo. Il governo non ci autorizza proprio un bel niente, al governo noi stiamo negoziando due cose, la modificazione del quesito referendario
perché oggi abbiamo un quesito approvato dalla Corte Costituzionale, volete voi veneti che il Veneto abbia più autonomia, punto, oppure avere una roba più articolata, proprio anche con tutte le competenze snocciolate. 2, negoziare in base all'articolo 116 delle competenze. Le due cose, il referendum e le competenze, sono delle cose distinte. Perché andare a votare al referendum? Noi vogliamo farlo entro fine anno, perché è la vera, unica e prima chiamata di popolo, cioè tutti noi siamo chiamati a dire, bene, fino adesso tutti noi abbiamo sempre detto il Veneto deve essere autonomo, basta con Roma, basta su, basta giù, ok, avete la possibilità di andare un giorno, seggi, scrutatori, schede, cabine elettorali, una roba ufficiale, la prima volta nella storia. Allora, se non ci vanno tanti veneti e se non ci sarà un plebiscito per il sì, il giorno dopo, lo dice Luca Zaia, chiudo la cartellina e fine. E se sarà un plebiscito per il sì? Il giorno dopo abbiamo la sorpresa, come sempre. E quale sorpresa sarà? Beh, non posso anticipare quali saranno le mosse successive. Io dico ai veneti, si vada a votare, perché comunque negli anni accadrà che questo referendum, posso garantirlo perché è un referendum ufficiale, comunque diventerà una pietra miliare. Diventerà una pietra miliare per ogni forma di negoziato con Roma, perché quando vado a Roma io oggi, no? Sti qua ti fanno credere, ma siete voi un po' di disperati autonomisti. Invece io voglio far capire che non è una questione di partito. Cioè il Veneto, che sia di destra, sinistra, leghista, ma non può essere è autonomista. Se è una pietra miliare e nel Veneto uscirà vincente il sì, non può essere una pietra miliare che potrà dividere anche l'Italia? No, guardi, io penso una cosa fondamentale. Questo è un passaggio obbligato. Dopo, ovvio, c'è un percorso per l'autonomia che dovremmo seguire. Non è che il giorno dopo arriva la modifica della Costituzione come Trento Bolzano, ma è un percorso. Cioè, io lo vedo, ma l'ho visto in questi anni, andare a negoziare, a parlare di autonomia a Roma, senza alle spalle un atto ufficiale, che il massimo è un referendum, ti indebolisce, cioè ti depotenzia. Dopodiché c'è il tema dell'indipendenza, altro tema. Noi nel giugno 2014 abbiamo fatto 2 leggi referendarie, lo dico ai cittadini. Perché si fanno le leggi? Perché per fare un referendum ci vuole una legge, tutto il resto sono puttanate, posso dirlo? Certo. Perché ne sento di quelle cazzate paurose. Per andare a fare un referendum ci vuole una legge, le regioni le ha fatte, una per l'indipendenza e una per l'autonomia. Il governo ce le ha impugnate tutte e 2, le abbiamo difese, si è salvata quella per l'autonomia. L'indipendenza ha il problema costituzionale che ha la Spagna. La Spagna tutt'oggi, vorrei essere chiaro, non ha celebrato il referendum, anche se magari qualcuno ama far credere che la Spagna ha fatto il referendum. La Spagna non ha mai fatto il referendum. La Spagna è ancora bella lì, la certo. Catalogna dico, ha gli stessi problemi nostri. Non abbiamo però abbandonato questa via, perché ci abbiamo preso un impegno con i cittadini, però non possiamo neanche andare a raccontare ai cittadini che con 2 colpi di magia si risolve il problema, perché io sarò un pirla, non riesco a risolvere i problemi dell'indipendenza, ma vorrei chiedere a tutti quelli che sanno come si risolvono, perché non le risolvono i catalani a questo punto, no? È vero. Ritornando a noi, proprio poi cambieremo tema. Gli altri partiti, come vedono questa presa di posizione della Lega sul fatto dell'autonomia del Veneto? Sono contrari per partito preso oppure c'è qualche partito che appoggia questa iniziativa? No, guardi, io direi che c'è un dualismo tra il territorio e il livello nazionale. Renzi ne è una dimostrazione. Se lei fermasse qualsiasi Veneto del PD e quindi di sinistra e chiedesse ma tu sei a favore dell'autonomia del Veneto o no, ti direbbe di sì. A livello nazionale Renzi ha una visione di questo Veneto che non si è ben capito, abbiamo capito che c'è un boicottamento alzo zero contro il Veneto, ma non è che è una colpa non pensarla come te, è come se io governassi e distinguessi i comuni in base al mio risultato elettorale, premesso che abbiamo vinto dappertutto, però comunque distinguessi i cittadini in base al loro credo politico. Per me sono tutti uguali, ho amici di sinistra, di destra, cioè, ho preso voti da un po' da tutte le compagini. Secondo me Renzi sta facendo un grande errore su questo fronte. Dico, io spero che questo referendum non sia interpretato come referendum della Lega, lo dico veramente, lo dico da leghista, ma sia referendum dei veneti. Io dico, tutti i partiti escano con i banchetti, facciano la promozione del referendum. Il Presidente, se mi invitano, vado dal PD, vado da tutti a parlare di questo referendum. È il referendum dei veneti, c'era nel mio programma, ma c'era nel programma di tutti sostanzialmente, direttamente o indirettamente. Certo, Io avevo il referendum,
Però gli altri partiti, se va a vedere i programmi, avevano negoziato con Roma per avere più autonomia. E mica metto anche il referendum. Ha fatto un po', concludendo proprio l'ultimo su questo tema, ha fatto indagini di voto? Cioè, no, guardi, e non le farò neanche. I veneti sanno che questa qui per me non è una campagna elettorale. Sanno, patti chiari e amicizie lunghe. I veneti sanno che parlo chiaro. Allora, bisogna andare in tanti a votare, quindi non posso vedere che ci va il 50% più uno e quindi il referendum passa. E in tanti a votare, deve essere plebiscitario, non ci sono scuse. 2, deve stravincere il sì. Sono 2 condizioni per non dire il giorno dopo, ragazzi, basta, abbiamo scherzato perché avete avuto l'occasione, non ci siete andati, io non so cosa fare. Quindi bene, allora staremo a vedere quello che accadrà. Parliamo di sanità. Il governo, la maggior spesa dell'amministrazione del Veneto riguarda la sanità. Sanità che ha visto ridotti gli introiti da parte del governo. Come sta andando, governatore, la sanità in Veneto? Guardi, c'è stata una rivoluzione, posso dire riduzione di primari, riduzione di posti letto, insomma c'è stato, però c'è un po' di carenza per quanto riguarda a livello infermieristico, c'è un po' di mancanza di personale. Guardi, io le risponderei con una battuta, va bene nonostante il governo. Va bene nonostante il governo. Lei pensi solo che dal 2010 ad oggi il governo ha tagliato 14 miliardi di euro sulla sanità, su un budget di 110 miliardi, cioè ha tagliato tantissimo. Noi veneti abbiamo avuto tagli, siamo l'unica regione che non applica l'addizionale IRPEF, cioè, il che vuol dire, se ci pensiamo, che da noi non si pagano le tasse, questo mi viene da starnutire. Starnutisca? Scusi. Vuole un fazzoletto? No, grazie. E quindi... No, che dopo magari dico, no, scusate. Non sono venuto a Triveneto, non ci sono i fazzoletti, non c'è l'acqua, abbiamo tutto. Allora dicevo... È fondamentale ricordare i veneti, primo che siamo l'unica regione di fatto che dove non si paga l'addizionale IRPEF, 2 non paghiamo accise sui carburanti accessorie, 3 abbiamo il discorso fondamentale che abbiamo ridotto al minimo ogni forma di vessazione sul cittadino. Però per andare avanti ci vogliono anche risorse, il governo taglia alla grande e questo non va bene perché poi i risultati si vedono. Quando noi oggi sappiamo con certezza che siamo scesi sotto il 6,8, 6,6 percentuale di spesa sanitaria sul PIL. L'OSCE, cioè l'Organizzazione Mondiale, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che al 6,5% della spesa sanitaria sul PIL, sul prodotto interno lordo di un paese, diminuisce l'aspettativa di vita. Cioè noi come Italia ci siamo già avvicinati a questo valore. Cioè gli altri stati in giro per l'Europa spendono molto più di noi, 10, 11, 12%. Noi siamo già alla soglia al di sotto della quale diminuisce l'aspettativa di vita. Allora il Veneto vuole restare in prima fila, è la regione più virtuosa d'Italia, curiamo bene i cittadini, affrontiamo malattie molto complicate molto spesso, no? Patologie complicate. Abbiamo bisogno di più risorse, lei ha ragione un'amica sapendo che veniva, lei oggi mi ha detto, ha avuto il marito che è mancato poco tempo fa, perché nel Veneto non ci sono strutture per celle brolesi, ha dovuto andare a Sidonia, a Modena, a Parma, anzi sì. Per trovare come mai a Veneto non c'è nessuna, visto che è un'eccellenza per quanto riguarda la sanità, non c'è questo tipo di cura? Ma guardi, allora noi abbiamo un sacco di eccellenze in Veneto, non possiamo essere presenti dappertutto. Molto probabilmente dovremmo magari, allora abbiamo dei centri anche rispetto ai traumi spinali, a tutto quello che è il post operatorio, il post trauma eccetera. Lì, se è quella struttura che penso io, si sono altamente specializzati. Come dire, se io andassi in Emilia Romagna, come mai voi non avete un centro di trapianto del cuore come quello di Padova? Cioè noi siamo l'eccellenza, o un centro di trapianto di polmoni come accade ad esempio per il professor Rea a Padova, o la realtà, che so, cito un'altra realtà, un centro di eccellenza per il tumore al pancreas e patologie pancreatiche che abbiamo su Verona. Insomma, noi abbiamo molte eccellenze e questo è uno dei quali, sui quali non siamo in primi in classifica, ma stiamo parlando anche di patologie minime, che hanno giustamente... Me l'ha chiesto, essendo avuto questo ma ha ragione la signora, è che noi stiamo investendo su tutti i fronti, se avessimo ancora più risorse potremmo fare di più. Ecco, riduzione, dicevo prima, di primari, addirittura corporati, certi primari sono nei vari reparti di Padova, faccio un esempio su Padova, anche a Piove di Sacco, è una riduzione che avrà un seguito su questa sintonia oppure è momentanea questa riduzione? Guarda, io quando sono arrivato più di una ventina di direttori generali,
Oggi parlo con 9 direttori generali. E questa è una bella cosa. Hanno detto, sono andati a raccontare ai cittadini che avrei distrutto la sanità. Ai cittadini si sono accorti che sono diminuiti i direttori generali? No, perché poi dobbiamo anche evitare sempre questo terrorismo, brutto termine, sta demagogia, sta strumentalizzazione di ogni cosa che si fa. Cioè il primo ad avere interessi che la sanità funzioni sono io. Perché comunque rispondo, la gente mi ferma per strada, io non vivo in una reggia dorata dove non ho rapporti col mondo. Sono sempre in mezzo alla gente e quindi io seguo anche a volte casi banali perché mi aiutano a capire cosa non funziona. E quindi dico che noi ristrutturiamo, abbiamo ristrutturato, sappiamo di aver chiesto un grande sacrificio anche agli operatori, abbiamo più di 60.000 buste paga nel mondo della sanità. Adesso è giunto il momento nel quale si inizia a investire, come accade in tutte le aziende. Certo, succederà che il cittadino italiano quando bisogna la sanità deve cominciare a pagare come in altri paesi, oppure l'Italia è ancora uno dei paesi dove l'assistenzialismo è importante e seguirà? Bella domanda. Guardi, se vuole la mia opinione, l'ho già detto, di questo passo, con questa riduzione di risorse che il governo impone, sarà inevitabile che la sanità possa aprire il fronte anche alle prestazioni private in maniera copiosa. Allora, io non penso che il privato faccia del male alla sanità. Ho fatto una scelta come governatore di tenere al minimo il privato in Veneto. Quindi noi abbiamo circa il 12% di privato, siamo una regione con più basso valore, certo, o tra le più basse. Però un po' di privato penso ci voglia perché ci aiuta anche nella competizione, abbiamo dei privati assolutamente che hanno delle eccellenze ed è bene che i miei corrano per arrivare a quei livelli lì e quindi ci sta. Ovvio che curarsi in Veneto nel pubblico significa avere la garanzia. Di questo passo sicuramente in giro per l'Italia accade già, finirà che molti cittadini inquietati da quello che accade cominceranno a farsi le assicurazioni, poi se l'INPS ti manda anche a casa la busta arancione corri subito a fartela, perché a quella della sanità ci aggiungerai anche quella previdenziale, certo, e quindi nel momento in cui io mi assicuro, cosa accade? Accade che ho copertura assicurativa e poi quando mi accade qualcosa so che mi pagano il conto e mi cerco strutture. Succederà che bisogna andare all'ospedale con la carta di credito, più o meno? Beh, questa è l'impostazione che si rischia di avere. Io sono invece per il fatto che tutti i cittadini siano curati da questo sistema che è universale, no? L'universalità dell'intervento e che il pubblico sia un pubblico di peso. In Veneto lo dimostriamo. Quando io parlo con i miei colleghi del sud e gli dico che da noi è normale andare in un ospedale pubblico e anche lamentarci se il purè non è cotto appunto al punto giusto o non c'è proprio il 5 stelle L ma arriviamo al 4 stelle e 3/4 nel trattamento, loro tirano gli occhi perché certo, da loro il pubblico in alcune regioni è solo una chimera messa lì per dire che esiste l'ospedale ma tutti vanno al privato. L'ultima, ieri sera abbiamo avuto ospite come tutti i mercoledì il sindaco di Padova Bitonci che poi ha fatto la pubblicità perché veniva lei questa sera dunque di guardare tutti il governatore del Veneto. Grazie. Mi ha detto poi, ho detto anzi, quando vedremo la prima pietra del nuovo ospedale di Padova, l'ho chiesto a lui, ho detto abbiamo l'accordo con la regione, lo chiedo anche a lei, quando vedremo davvero senza tante parole, la prima pietra posata? Ma guardi, è un fatto di procedure, il cittadino che è a casa giustamente non capisce, o meglio non comprende, è il termine più esatto, questa storia della dilatazione dei tempi. Io vorrei spiegare al cittadino che non è che rappresenta l'inefficienza del Presidente della Regione che non è in grado di far partire un lavoro, è che abbiamo una burocrazia da far paura e non è regionale, è nazionale. Quindi si sappia che per fare l'ospedale ci vuole un'area. Oggi abbiamo l'area, però il Comune deve ancora conferircela fisicamente. Ci deve dire siete proprietari, avete il diritto oppure un diritto giuridico certo, di farci sopra. Nel momento in cui noi abbiamo l'area, abbiamo per legge la giustificazione di cominciare a investire. Prima no, non ce l'abbiamo, perché sennò arriva la Corte dei Conti. Quindi verosimilmente se avessimo entro l'estate il possesso dell'area, non dico la proprietà, il possesso, cioè avere l'area, io penso, correndo, recuperando anche parte dei lavori fatti, che si possa arrivare a una prima pietra verosimilmente nel 2018, non prima. E queste sono le pastoie burocratiche, cioè io non sono un privato che chiama a casa un'impresa e sente presentati a scavatore e mi fai l'ospedale, non si può. Non si può. E poi c'è sempre l'ufficio complicazioni e affari semplici, ci sono sempre novità.
Io ho fatto 5 anni da governatore. La burocrazia è una cosa... Ma è riuscito prima un po' alla volta da politico, è stato ministro, a togliere questa benedetta... Beh, da ministro sì. Togliere sarebbe un'utopia, però ridurre un po' questa burocrazia che in Italia è davvero devastante. Da ministro sì, perché io consideri che la Francia ha circa 70 codici. Cosa sono i codici? Sono per ogni settore il raggruppamento delle leggi. L'Italia il primo codice che ha fatto è il codice civile. Poi c'è il codice penale, eccetera. L'Italia, quando io sono arrivato al Ministero, ne aveva 7 codici, cioè la Francia 70 e l'Italia 7. Uno dice, ma cosa sta dicendo Zaia? Sì, vi spiego. Cioè vuol dire che quando tu parli di agricoltura devi avere un codice, non 50 milioni di leggi e devi andare in cerca. Io ho fatto il codice agricolo, sono il ministro che ha realizzato il codice. L'Italia ha un codice agricolo. Però manca ancora tanto per arrancare. Ad esempio, il legislatore tratta sempre il cittadino come un deficiente e un delinquente. Voi leggete le leggi, no? Cioè un deficiente quindi gli fa tutto un percorso che è come andare su montagna russa, devi fare tutto vincolato, perché cioè, tu non puoi permetterti di girarti, guardare in giro quando fai qualcosa seguendo una legge. Un delinquente perché ti fa un percorso obbligato, perché parte del presupposto che tu lo devi fregare. Io penso che lo Stato invece deve fare col modello anglosassone, cioè la visione che tutto quello che non è scritto in una legge deve essere permesso, non che passa uno a dire la sua so, però, e blocca tutto. Non so quando arriverà a poter fare così. Cambiando ancora argomento, perché abbiamo tanti temi in questa puntata da poterne parlare con il governatore, parliamo di Interporti. Interporto è una partecipata, a Padova importantissima, per esempio a Rovigo è in grosse difficoltà. Si dice che moderatamente Padova comprerà Rovigo in virtù anche degli accordi tra vari sindaci e anche la Regione. Tutto vero questo? No, la Regione non ne sa nulla, per cui molto probabilmente sarà così, non lo so. Ho un appuntamento peraltro fissato con Giordani e quindi con l'Interporto di Padova, però immagino che parleremo anche di questi temi, ma che qualcuno dica che la Regione fa parte di questa partita in questo momento... No, che fa parte, che è a conoscenza. No, non sono a conoscenza di questa incorporazione. Ma quindi è importante che ci sia un Interporto che abbia un valore... È importante che si facciano economie di scala e si diano servizi ai cittadini. Quando ci sono questi due aspetti vuol dire risparmiare e far lavorare la gente. Se non ci sono questi due aspetti vuol dire sprecare e creare disoccupazione sul territorio. Perfetto, beh, noi andiamo a un break pubblicitario, così andiamo a prendere un po' d'acqua, ma brevissimo, poi ritorniamo col governatore del Veneto Luca Zaia, tra pochissimo.